Andiamo adesso in Portogallo per scoprire i segreti della raccolta del sughero. È un rituale antico e unico al mondo, dove i tempi, lunghissimi, sono dettati dalla natura. E la decortica, cioè la raccolta del sughero, che ogni anno da maggio a luglio si svolge nelle foreste del Mediterraneo. In Portogallo, la terra con la maggiore concentrazione di sugherete, questa pratica, oltre a difendere l'ambiente dalla desertificazione e dagli incendi, porta a stabilizzazione sociale, impegnando per generazioni i lavoratori locali. Pensate che per cominciare a produrre tappi di sughero, e il Portogallo ne è il primo produttore, servono come minimo 43 anni e tra una decortica e quella successiva devono trascorrere 9 anni, in modo che la quercia, spogliata dalla sua corteccia ormai matura, abbia il tempo di rigenerarsi. Un processo che somiglia molto alla tosatura di una pecora, ma applicata alle piante, che possono subire questa pratica per oltre 200 anni. Un lavoro faticoso, di grande precisione e anche di orecchio, perché il rumore che avete appena sentito è quello che guida le mani esperte di questi laboratori agricoli specializzati che rigenerano le piante, separando la corteccia delle querce da sughero dal tronco. João fa questo lavoro da oltre 40 anni e nella sua vita ha consumato diverse asce da legna. Questa è la quarta e porta i segni del tempo e dell'esperienza, elementi fondamentali nella produzione del sughero. È un'attività svolta da persone estremamente esperte, molte volte tramandato da generazione in generazione. Tanti hanno imparato con il papà a fare questa attività. Una volta che noi siamo passati qui, questa natura rimane intatta così per altri 9 anni. E alla tradizione, le aziende produttrici di sughero oggi uniscono tecnologia di ultima generazione, talmente sofisticata che non dovremo più dire: questo vino sa di tappo. La nostra